Iniziamo parlando un po' in generale di quelle che sono di quello che è lo strumento Rete Innovativa Regionale, con uno specifico riguardo appunto alla Rete Veneto Clima ed Energia per le tematiche presidiate, e per andare un po' poi nel dettaglio ed avvicinarci a quelli che sono i prossimi finanziamenti. Partiamo un po' in generale dal tema che cosa sono le reti innovative regionali, questo perché in questo incontro sono presenti anche aziende che magari sono nuove dell'argomento, ci sono invece molte altre aziende che potrebbero anche al nostro posto spiegare e raccontare quella che è stata proprio l'attività concreta realizzata. Le reti innovative, come è stato già accennato, sono uno strumento giuridico introdotto dalla Regione del Veneto con la legge regionale 13 del 2014. È una legge che si colloca, diciamo, nello scenario della legge sull'innovazione, una legge del 2007, sempre una legge regionale, il cui scopo è appunto quello di andare ad incrementare, quindi a stimolare la competitività di prodotti e servizi presenti nel territorio veneto. La rete innovativa regionale, quindi disciplinata a fianco dei distretti industriali e delle aggregazioni di impresa, vuole essere proprio uno strumento che va a facilitare l'innovazione. Vengono concepiti come degli ecosistemi dell'innovazione, dei network evoluti, dove al loro interno sono presenti sia imprese che università, quindi centri di ricerca. La logica è quella transettoriale e multisettoriale, quindi siamo in una logica di filiera, non esiste, diciamo, la specializzazione di codice Ateco come sono i distretti industriali, quindi questo rende sicuramente il network molto più variegato e stimolante, soprattutto, diciamo, una rete come quella di cui parliamo oggi, la rete Veneto Clima ed Energia, che è una rete sicuramente molto trasversale per i temi che affronta. Le reti innovative regionali, quindi attraverso i partner che la compongono, danno vita ad una programmazione strutturata, una programmazione pluriennale che viene monitorata dalla regione, quindi sono dei soggetti riconosciuti dalla regione ma anche monitorati nel tempo. La rete Veneto Clima ed Energia infatti è una delle prime reti riconosciute che ha vissuto proprio tutti questi passaggi. Nello specifico, appunto, vi dicevo, la rete Veneto Clima ed Energia è una delle 21 reti riconosciute dalla Regione del Veneto e una delle prime nate. Scopo, diciamo, focus principale della rete Veneto Clima è quello di favorire la ricerca e l'innovazione sui temi legati al risparmio energetico, con un'ottica di riguardo per quello che riguarda appunto il minimizzare gli impatti ambientali. Tra le varie attività, diciamo, della rete Veneto Clima ed Energia e gli obiettivi della stessa, storicamente vi è sempre stato i temi legati alla ricerca, allo sviluppo di sistemi e componenti in grado di produrre, accumulare energia, regolare la climatizzazione, la produzione di acqua calda e vapore, quindi con un focus specifico su quello che è, diciamo, l'ambito, l'edificio residenziale piuttosto che pubblico, quindi la domotica riferita all'ambito dell'edificio. Naturalmente la rete Veneto Clima ed Energia ha persegue molte altre tematiche che richiamano in gran parte quanto ha anticipato il Presidente, quindi i temi legati all'efficientamento energetico, all'elettrificazione, sono tutti temi che ovviamente rientrano in un perimetro così ampio come quello della climatizzazione dell'energia. La rete Veneto Clima ed Energia è stata, diciamo, accreditata, ha sostenuto anzi, diciamo, la nascita del cluster energia, quindi fin dall'inizio la rete Veneto Clima ed Energia ha creduto molto nell'importanza di fare network non solo a livello regionale, ma anche appunto a livello nazionale, quindi l'aver aderito ad un cluster nazionale è stato sicuramente un modo per portare l'esperienza, diciamo, che si è creata all'interno della rete anche su un fronte ben più ampio, con ovviamente l'opportunità di accedere anche a opportunità riguardanti l'ambito nazionale, oltre che ovviamente successivamente anche europeo. La rete innovativa di per sé, come dicevamo, è un qualcosa di trasversale, quindi il tema affrontato rende questo ancora più evidente, quindi sono molteplici le aziende che possono essere interessate a far parte di una rete innovativa, soprattutto la rete Veneto Clima ed Energia, quindi senza vincoli di codice Ateco piuttosto che di attività.
Una rete innovativa regionale di per sé è di fatto un partenariato riconosciuto, quindi non ha una sua soggettività giuridica. Ecco perché la legge regionale chiede che ogni rete innovativa regionale riconosciuta, quindi con delibera della giunta regionale, si doti di un soggetto giuridico, quindi un consorzio è la forma che abbiamo individuato noi perché è ritenuta la più snella e in grado di adattarsi ad un istituto comunque che ha avuto una sua evoluzione nel tempo, quindi uno strumento nuovo che adesso sta trovando i giusti assestamenti. Il soggetto giuridico della rete Veneto Clima ed Energia è il Consorzio Coverfield. È un consorzio storico nato all'interno di Confindustria Verona che storicamente ha sempre sostenuto e promosso le aggregazioni tra le imprese. È diventato quindi il soggetto giuridico della rete Veneto Clima ed Energia, dove adesso diciamo il focus principale proprio di questo soggetto giuridico è sicuramente questo progetto di rete Veneto Clima ed Energia. La rete conta tra gli aderenti partner 56 aderenti. Abbiamo riportato il link che vedete riportato nella slide perché questo è per indicare che le reti innovative hanno una loro pubblicità, quindi l'elenco degli aderenti alla rete viene pubblicato sul portale InnoVeneto, un portale curato dalla Regione del Veneto, quindi l'elenco degli aderenti lo si ritrova in questo strumento regionale ed è molto importante perché i finanziamenti di cui si parlava, accennava anche all'inizio precedente, sono destinati esclusivamente alle aziende che sono iscritte in questi network, in queste reti innovative regionali. Quindi è una verifica che viene sempre fatta dagli iscrittori nel momento in cui viene pubblicato un bando di finanziamento. Le reti innovative regionali, come vi dicevo, sono 21 quelle riconosciute e ciascuna di queste si colloca in determinati ambiti tematici che devono essere stati riconosciuti da quella che è la strategia di specializzazione intelligente. Quindi la strategia di specializzazione intelligente, l'S3 del Veneto, rappresenta un po', diciamo, la nostra cornice, la cornice all'interno della quale si muovono e operano le reti innovative regionali. Ovviamente la strategia di specializzazione intelligente è stata definita dalla Regione del Veneto con la Commissione europea e rappresenta tutti quegli obiettivi e quelle priorità che sono in grado di rendere, diciamo, più efficiente gli investimenti in ricerca e innovazione e, diciamo, comportare una crescita di quella che è la competitività del territorio a livello regionale e poi anche all'esterno. Nella rivisitazione della strategia di specializzazione intelligente che è avvenuta un paio d'anni fa, perché appunto segue il settennato della programmazione europea, sono state riviste gli ambiti di specializzazione intelligenti e sono aumentati da 4 a 6. All'interno di ognuno di questi ambiti sono articolate una serie di traiettorie e temi che dopo vedremo un po' più nel dettaglio che ciascuna rete innovativa regionale deve individuare e rappresentano appunto quello che è il piano operativo, il perimetro, l'ambito di azione di una rete. La rete Veneto Clima ed Energia si colloca a cavallo tra due ambiti di specializzazione, quindi il manufacturing e il living e l'energy. Il living soprattutto per tutto quello che riguarda diciamo, gli ambienti di vita e la parte che vi dicevo all'inizio essere un po' quella più storica della rete innovativa, quindi la parte diciamo anche di domotica. Le traiettorie che noi abbiamo individuato quando abbiamo chiesto il riconoscimento della rete Veneto Clima ed Energia, quindi quelli che ci sentiamo essere i temi un po' più caratterizzanti della rete Veneto Clima ed Energia e all'interno dei quali possiamo muoverci per andare a proporre progetti in vista dei bandi di finanziamento, sono quelle che vi abbiamo elencato nella slide e che sono appunto, come vi dicevo, raggruppate nei due ambiti di specializzazione intelligente. La prima appunto è quella tipica legata alla domotica e all'automazione, dove le attività della rete Veneto Clima ed Energia si sono rivolte storicamente in ambito residenziale e industriale con il tema legato allo sviluppo di sistemi intelligenti, ad esempio per la regolazione automatica dei dispositivi piuttosto che riscaldamento, raffreddamento e illuminazione. La seconda traiettoria, quella dello sviluppo di soluzioni tecnologiche e sistemi integrati di gestione delle smart city, è uno degli aspetti più
nell'ambito della gestione urbana, dove qua si richiama ad esempio il tema legato all'IoT e all'utilizzo di sensori anche per la raccolta di dati legati ai consumi e alle emissioni. Questo solo per dirvi che i titoli di queste traiettorie che sono indicate nel documento regionale sono spesso molto generali, non dico fuorvianti, però a volte leggendo proprio per esteso il documento si scopre che molti temi non sono espressamente richiamati dal titolo e invece rientrano all'interno di questo tema. Quello che importa è che leggendo questi temi, diciamo, ciascuna delle aziende deve in qualche modo ritrovarsi in quelle che sono le proprie progettualità, le proprie attività o quello che comunque potrebbero far rientrare in un progetto di innovazione. Oh, scusate, sono andata un po' troppo veloce. Nell'altro ambito di specializzazione abbiamo invece il tema dello smart manufacturing. Qui ritroviamo molti temi legati ad esempio ai nuovi macchinari e gli impianti realizzati con materiali e componenti innovativi e qui diciamo sono temi anche legati all'utilizzo di materiali eco-friendly piuttosto che l'integrazione di tecnologie IoT. Anche questi sono tutti temi che poi nell'intervento anche successivi verranno in modo più approfondito analizzati ed esaminati. Pongo poi l'attenzione sulle ultime traiettorie, in particolar modo studi la 19, la 20 e la 21, che sono delle traiettorie trasversali che richiamano un po' l'impiego delle tecnologie all'interno di tutti i temi che abbiamo già indicato in precedenza. Quindi parliamo di industria 5.0, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di valorizzazione di dati attraverso le soluzioni. Del portale Innoveneto vi ho già accennato con riferimento all'elenco degli aderenti alla rete. Questo l'ho indicato solo per segnalare che la rete innovativa regionale ha una sua pubblicità all'interno del portale, è possibile rintracciare non solo l'elenco degli aderenti, ma anche quello che è il piano operativo, lo storico, i progetti svolti, quindi tutto un sistema nel quale è possibile capire e conoscere quelle che sono le opportunità legate a tutti i 21 network riconosciuti dalla regione del Veneto. La rete innovativa regionale, oltre diciamo a lavorare con le aziende per lo sviluppo di progettualità e quindi mettere a terra dei progetti con più aziende, con università per partecipare a bandi di finanziamento, ha anche altre finalità e altri scopi, anche se sicuramente quello della partecipazione a fondi e quindi lo sviluppo di progettualità è sicuramente quello predominante. La rete vuole anche essere un tavolo autorevole, un tavolo nel quale le aziende possono scambiarsi opinioni, idee e soprattutto fare massa critica anche nei confronti, diciamo, della pubblica amministrazione. Un altro aspetto caratterizzante di una rete innovativa regionale, che è, diciamo, l'elemento quello anche riconosciuto un po' da tutti, è quello legato alla sinergia che si è venuta a creare tra imprese, università ed enti di ricerca. Quindi le università che intervengono nelle reti innovative regionali in modo protagonista al fianco delle aziende. L'importanza anche del fatto che all'interno delle progettualità le università, i dipartimenti coinvolti partecipano come partner di rete, quindi non con una logica di consulente. Quindi le università vanno a rendicontare in autonomia i costi delle attività legate al progetto, andando diciamo a costruire quello che è l'impianto scientifico del progetto di partenariato e andando anche a creare delle proficue collaborazioni con le singole aziende o con gruppi di aziende. Oltre a questo, ovviamente, i rapporti con le università sono diventati sempre più efficaci in una logica di rete, anche nell'andare a supportare esigenze specifiche di singole aziende o bisogno semplicemente di contatti che vanno al di fuori di un progetto innovativo, quindi dello sviluppo di un progetto finanziato.
E come vi dicevo, la partecipazione al cluster energia è un elemento molto importante perché ha aperto le porte alla rete per andare oltre i confini regionali, quindi entrare in una logica di dialogo e confronto a livello nazionale con importanti player del territorio, poter accedere anche a eventuali opportunità di finanziamento nazionali ed europei, dove l'interesse al partenariato, quindi la logica di mettersi insieme è ancora più sentita perché ovviamente si tratta di progetti ancora più strutturati e ancora più impegnativi. Ehm, Questa slide è solo per, diciamo, anticipare anche quelli che saranno l'intervento successivo, che va un po' a raggruppare i temi all'interno dei quali la Rete Veneto Clima ed Energia è in grado, diciamo, di dire qualcosa. Riprendo questi temi solo per dire che su alcuni di questi si sono concentrati ad esempio i progetti passati. La Rete Veneto Clima ed Energia ha partecipato ad entrambi i bandi destinati alla ricerca e all'innovazione pubblicati dalla Regione Veneto. Il primo progetto, il progetto Gotem del 2017, che ha coinvolto 12 aziende e 2 università, e con il secondo bando, quello durante, diciamo, il periodo Covid, è un progetto interrete nel quale abbiamo partecipato con 4 aziende, dove in quel caso lì la Rete Veneto Clima ed Energia si è concentrata ad un aspetto particolare, andando a sviluppare innovazioni tecnologiche legate a sistemi di climatizzazione e filtrazione dell'aria attraverso l'impiego di sensori ambientali. Quindi solo per dire che le traiettorie che fino a questo momento sono state intercettate, diciamo, con i progetti storici portati avanti dalla Rete Veneto Clima ed Energia sono quelle evidenziate, ma che ovviamente se qualcuna delle aziende si ritrova in altre progettualità o in altri temi riconducibili al perimetro che sinteticamente vi ho descritto, è sicuramente ammissibile, sicuramente coerente con quella che è la Rete Veneto Clima ed Energia. Riprendo, dicevo, appunto la parola per andare a raccontarvi quelle che sono un po' le anticipazioni del prossimo bando. Anche il motivo di un incontro di questo tipo proprio in questo momento storico è dovuto al fatto che appunto a breve ci attendiamo, a breve intendo qualche mese, ci attendiamo la pubblicazione del bando della Regione del Veneto destinato alle aziende iscritte in rete innovativa regionale con lo scopo di andare proprio a rafforzare la ricerca e l'innovazione. Quindi si tratta di un bando di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. Siamo nell'ambito, come vi avevo detto prima, della programmazione 21-27, dove la dotazione finanziaria complessiva destinata a questa tipologia di bandi, quindi per le aziende in rete, è di 80 milioni di euro. Così ripartita, vedete appunto che la novità introdotta con questo bando, che contraddistingue appunto i 2 precedenti bandi, è quello del doppio binario di finanziamento. Quindi una parte di questa dotazione verrà erogata attraverso il fondo perduto, un'altra parte sarà invece attraverso il finanziamento a tasso agevolato. Questa è anche un po' la ragione del ritardo nella pubblicazione di questo bando, che ci è stato anticipato da diversi mesi dalla Regione Veneto. Quindi c'è anche tutto un impianto burocratico che la Regione del Veneto sta mettendo in piedi per far sì che questo sistema di finanziamento diventa di fatto operativo. La Regione del Veneto ci ha anticipato che dovrebbe essere pubblicato ad aprile il bando. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, comunque insomma entro quest'anno dovrebbe essere non solo pubblicato ma anche avviato il progetto, e le caratteristiche appunto, oltre a questa che è la principale differenza rispetto ai precedenti bandi, sta anche nel fatto che l'erogazione della sovvenzione a fondo perduto piuttosto che del prestito agevolato è variabile a seconda della tipologia di beneficiario, nel senso di dimensione di impresa, quindi ci sarà una distinzione che già esisteva però in modo un po' più attenuato nel primo bando e anche nel secondo, legata alla dimensione di impresa, quindi la micro, piccola, media impresa, mid-cap e grande impresa avranno una diversa possibilità di accedere al fondo perduto piuttosto che al prestito agevolato. E un'altra differenziazione di erogazione del contributo sarà legata alla tipologia di attività.
andando quindi a creare una distinzione tra le attività che ricadono nell'ambito della ricerca industriale e quelle che invece ricadono nell'ambito dello sviluppo sperimentale. Un'ulteriore differenziazione potrebbe anche essere legata alla categoria di spesa. Ovviamente con riferimento alla tipologia di beneficiario, quelle più penalizzate saranno le grandi imprese. L'orientamento regionale era quello di escludere le grandi imprese dalla possibilità di accedere al fondo perduto. Stiamo facendo un'azione per cercare insomma di portare l'esperienza passata, dove le grandi imprese hanno avuto un ruolo determinante nella realizzazione di progetti di successo e dove la collaborazione tra grandi e piccole imprese ha creato delle sinergie che poi hanno anche proseguito con ulteriori attività che vanno oltre, diciamo, il progetto finanziato. Quindi alla luce di tutto questo stiamo chiedendo alla Regione di poter far accedere anche la grande impresa all'erogazione del contributo a fondo perduto. Ecco, stando attualmente le cose, sembra che forse ci sia uno spazio per quanto minimo per accedere a questa tipologia di finanziamento anche per le grandi imprese. Come vi dicevo, qui abbiamo un po' riassunto quelle che sono le caratteristiche che vi ho appena indicato, in aggiunta la categoria di spesa, trattandosi di fondi destinati alla ricerca e all'innovazione. Le categorie di spesa tipicamente rendicontabili sono quelle legate al personale qualificato impiegato nel progetto, quindi personale qualificato intendiamo non personale amministrativo o di gestione del progetto interno all'azienda, piuttosto che addetti a mansioni meramente operative, come ad esempio il magazziniere. Piuttosto che spese legate alle consulenze tecniche specialistiche necessarie per lo sviluppo del progetto innovativo, o ancora, diciamo, costi legati alla realizzazione di prototipi. Anche qui bisognerà vedere bene il bando come viene dettagliato, talvolta è ammessa, diciamo, la quota d'ammortamento e in alcuni casi anche il costo dei singoli componenti che vanno a realizzare il prototipo. Altre caratteristiche, diciamo, che ci hanno in qualche modo anticipate, alcune sono, diciamo, consolidate, riguardano il numero minimo di imprese componenti la partnership e quindi il progetto. Come sapete, appunto, nella rete esistono numerosi soggetti, abbiamo visto prima essere più di 50, non tutte le aziende presentano poi il progetto, ma solamente una parte di questa. Ecco, la Regione ci chiede che ci sia comunque un minimo di imprese perché appunto si tratta di progetti di partenariato. Ci sarà anche un limite massimo di spesa che ciascuna impresa potrà sostenere e sempre la solita quota riservata agli organismi di ricerca che vengono equiparate, diciamo, alle piccole imprese, quindi il loro contributo è sicuramente più elevato rispetto alle altre dimensioni di impresa. Sono previsti poi delle premialità per quanto riguarda lo sviluppo di progettualità interrete. Noi stessi con la Rete Veneto Clima ed Energia nei progetti passati abbiamo realizzato queste collaborazioni interrete, quindi diciamo che è una caratteristica quasi normale di una rete innovativa andare a creare delle sinergie con altre reti innovative regionali. È previsto poi un importo minimo di spesa del progetto che deve essere finanziato con il prestito a tasso agevolato. Quindi questo significa che all'interno di una compagine progettuale non si può prescindere dal finanziamento a tasso agevolato, quindi è necessario che ci sia per forza una componente. Ancora non sappiamo in che misura e non sappiamo neanche come dovrà essere ripartito, però ecco, siamo sicuri che ci deve assolutamente essere. Ecco, prima di passare all'adesione alla rete innovativa, ci tengo a precisare che appunto questo è un momento molto caldo, proprio perché il bando è imminente, diciamo, la pubblicazione. Noi con le attività stiamo andando avanti da diversi mesi nel organizzare tavoli di lavoro e anche nell'invitare le aziende a inviarci delle schede progettuali che per chi è collegato e ha già avuto modo di visionare, perché magari ha già aderito alla rete e partecipato agli incontri, sono schede che vogliono in qualche modo inquadrare quello che è il macro tema di interesse dell'azienda.
quindi quello che è l'interesse, l'esigenza innovativa, il bisogno, in modo da poter indirizzarci su quale di tutti i macro temi, trend che abbiamo visto essere rientranti nel perimetro operativo della rete innovativa devono essere presi in considerazione. Ecco, l'invito è quello di compilare queste schede a valle dell'incontro, invieremo nuovamente tutto il materiale, quindi qualcuno la vedrà ricevere per una seconda volta, se non è cambiato nulla non serve che la inviate, se invece avete qualcosa di nuovo da proporre scrivetelo pure, ovviamente non è in alcun modo vincolante e c'è sempre possibilità di cambiare idea fino a che ovviamente non verrà pubblicato il bando. Questo perché ci consente anche di andare a restringere il perimetro, quindi i tavoli operativi che andremo a convocare da qui alla presentazione della domanda di progetto saranno sempre più ristretti, andando a coinvolgere le aziende che hanno manifestato il loro interesse operativo, quindi che hanno una progettualità da sviluppare. Ecco perché vi abbiamo riportato anche il link all'adesione della rete innovativa, che avete capito essere un elemento indispensabile, un requisito formale che viene verificato direttamente dalla regione per poter accedere a questi fondi. A questo link trovate il modulo di adesioni che comprende una serie di informazioni che rappresentano un po' la fotografia aziendale e le caratteristiche principali che si vuole condividere all'interno della rete, che poi cureremo noi per pubblicare sul portale Innovent. Tutte queste informazioni e anche gli aggiornamenti li potete comunque rintracciare anche dai canali, diciamo, di comunicazione della rete innovativa regionale, in primo luogo direi la pagina LinkedIn, che è stata attivata recentemente, dove condividiamo con le aziende diverse opportunità, anche oltre, diciamo, quelle che sono le sole opportunità regionali.